Questa vaia è fatta con s'aggiudu della Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei della Regione 22 de su 2018. Bene agattata, sei bene agattauso, hai gustato più nudo e boca voce. Sa trasmissione in lingua sarda e tra lingua de Sardegna, che vuole donare voci a chi ne ha di decido dei bifi tra ballare e francare in Sardegna. Questa città si chiude su biaci nostro intra dei comuni pitticcus che arriscano di si sbuidare. Andau su a scoperri a tre vidas, tre comunità a sud dei 600 bifidores, che combattono con i insidios de sa gente che si indanna da morire o non nascere. E dove fanno con arreginis fungudas e miradas a faccisi a subenitori, a Sou, Siddi e Sirisi. In assou, pago de brusu de 300 bifidoris, intra del logos, popasci e posa semmenza, sa del resti un sceveru fatto con coscienza. Il legumus biologicus e sfileras agruzas diventi presidius economicus e socialis, in su interiga is festas de su patronu abbarranta sora in nui sa bidda, sa gattada e si torra da cannosci. In noi sa battaglia contro sa sguidatura del sul logo non è effetti una drassa delle amministrazioni, ma finza sa un atto de sa collettività. In Siddi, intra dei domus a sa campidanesa in ladiri e portallis monumentallis, sa storia fu eddata de millenas de annus. Sa gresia romanica de Sant'Umiali Arcangelu, sa giara de Sovrano, con i bastionis de Pedramolina e sa tomba dei giganti maestosa, sa domu de Sorcu. Tandus capitalizzarda de sa vasta, oi sa bidda punna da torrai cavallo a sul logo, a sa cattosidade e a eventus che appetitosamente poi vai mutai su cannottu in bagasa. In Sirisi pago brusu de 200 animas ai spesi de su Monti Arci a contestenti cosa contra sa correnti. Sa gente non calla da de numero, callancuno lompidi e callancuno d'orda e ogni anno su Bidda Festival fai di mutai vias de sa bidda in un laboratorio a cielo aperto, impari con artista che pintanta in murus che venenti de dottus Italia e murus diventi paginas e non scriri visionis. Intra storias differenti, una certezza unica. In i biddas pitticas de sa marmilla, aguantai, bollidinai a allogais a reginis e fai cosas nosa con coraggio. Poi t'affinzas a un burgo de pago centenas de bifidoris, podi ti seguiri a CS, produci e a contai su benidori su. A Solu nasci in su coru de sa marmidda. Intra i seddas a Moddisi e il campus Cortivausu che si contanta una storia antica di traballo e di armonia. Sul luogo ammostra una natura simpli, allogata cu sorgiasa, terras aradasa e possessus non meda mannusu, che signanta su paesaggio e su ritmo delle stagioni. In noi vivi di una comunità di pruso manco 300 abitanti, un numero che fu data di debilesa ma vinzasa de trattamento, de caras che si conoscenti e de ingestus condividius. Sa vita de sa bidda ingiria da pizzus de tradizionis che aguantanta in su tempus, come in tigussa de sa vesta de su patronu. Un momento in noi a solu incappa de sa riconosciti, intra ritu religiosus, musica e allegria. S'economia pica da forza de sa messarizia e des attivitadi si accappiadas a sa terra. Produzioni de qualitadi, come in tigussas dei la leguminus biologicus, che si contant un scioperu scienti, attento a s'ambienti e a su benidori. In questo equilibrio delicato, a solo si domanda ancora come da essi su grassi. Sai, adesso è una idea troppo bella. È una idea che fa parte di questa comunità montana di Santa Marmilla. Fa parte del suo progetto SDAI, Strategia Nazionale delle Aree Internas. Questa è una zona
considerata adesso stato depressa e spopolendi. È stato un progetto pilota, poi fa una prova e che si poteva fare anche qualcosa per il spopolamento. Sommavo è che questo progetto è partito troppo tardi, è partito dopo 10 anni e su noi non basta più. E i vaccas e i spilloni si sono buosi. Il terzo progetto fatto nel 2014, quando fa 10.500, il museo 8.500, e ho Pedro 2.000 abitanti. E ho Pedro soprattutto non beccio fetti, giovani meda che ci vanno andare, non c'è stata una scuola che sappia istruirsi a traballare, non c'è stata una scuola professionale, questa scuola pubblica è stata una scuola che ha indirizzato la gente a farsi impiegare, non a traballare, quindi ci vanno andare a traballare. E questo succede nel mesano 2000, su Mao è stato nel mesano 2000, ma prima pure i giovani sono partiti per traballare a Milano, a Roma, ma tornanta. di chi imparano a lavorare tornano di artigiano, di idraulico, di muratori, di meccanico. Poi arrivato a un certo punto, noi torniamo a un nembo, a parte che non si c'è domus, che domus punti fanta gara, questa gente non vende, e questa mentalità di essere lasciare i domus non ci vuoi, non comprende. Noi in video Pedro, 20 famiglie, poi non c'è stato domo popolare, perché noi c'è 100 domo buidas e nemmeno si affittata, e questo è un bragugia a manna. E noi, amministratori, non teniamo il coraggio di scaccare i foto di IMO. Poi purtroppo c'è qui immigrati che dormono, che nunca, come amministratore di Giuseppe fai pagare IMO meda in modo di obbligare a vendere. Il problema è che questo uomo pure, ma non si può manco vendere, perché punti 100.000 a mesi, e chi è in Olanda, e chi è in Germania, e chi non concorda. Quindi ci punti uomo a domo, che punti cugino del secondo grado dei bendi. Noi, come comune, questa regione ha finanziato misure antispopolamento e tenevo su 15.000 euro su chi compra a domo o chi arrangiata. E non fetti, tenevo su un altro progetto, un altro finanziamento per il spopolamento che dona di noi alle imprese che si nasce del nuovo. Il problema è che questo noi poi domo non ti piccava con gente. Se lo aspettando poi fai domanda, in modo che questa gente arrangi e compri domus. Questa vocazione è stata da vocazioni dei massaius, dei bigliettieri e dei pastori e braccagios. E poi puntava a rendere vagos, e soprattutto, e meda punti vagos su giovani. Poi le aziende punti frazionate e su Stato in nessun modo, questa regione Sardegna non pensa a fare un riordino fondiario o a cercare di donare, per esempio, un dinai può fare i autos o accorpare esterneus, eccetera. Non ci pensa a scetti e questa gente già in manna, sa. E quindi c'è un già esatto che sta abbandonando. Cosa si deve fare? Cosa si deve fare? Chi lo sceglieva fu un grande professore universitario. Io non sono un professore universitario che studia sociologia e da questo la ricetta è difficile in meda. E noi sarebbe un intervento fatto a livello strutturale del suo Stato, della regione. Non potevamo intervenire come amministrazioni comunali o altro. Noi si poteva scegliere a mano e aiutare, ma poi fai in modo che i giovani torrenti ci deve essere un sistema che aiuti veramente i giovani, non un sistema vinto. Non sarebbe di questo primo insediamento che vuole 35.000 euro e ci devono il contributo. Sarebbe di chi dà questa fiducia, può comprare terreno e può mangiare questa azienda. Non sarebbe di questa cosa, sa. Ma i politici non ti comprendono più bene che noi si conta un pago. Noi siamo 300 foto, non conta nulla. Su chi conta, tutti i a manna, e si interessa umano che va a girare di noi. Noi siamo preoccupati se non contiamo nulla. Politicamente, magari se voto più bello come su un altro, siamo troppo vagos. Io sinceramente, a me non mi manca nulla che siamo mattucchetti e testa goiao, però i giovani sono una cosa che manca del mio fastidio. Noi sosteniamo che 7.000 euro sanno poi si asili uniti. E noi non c'è un asilo unito con spippius. Non c'è più per lo fare in zona. E noi c'è un amico, che è potente su più a tu ivi a questo asilo unito. E questa cosa bragunciosa, che noi non ci riesce con gusto in ai a ciappare una persona, un privato o una struttura pubblica che deve un asilo unito. Questa è una cosa che si ripete. Ma mamma deve traballare, non può parlare che stiamo più, non si può affidarsi a nonna. Infatti, a poco notte, la signora di Bologna che beccava di noi a fare convegno.
Ma no, un asilo si può fare tranquillamente a casa. Se c'è qualcuno che vuole farlo, lo può fare a casa sua tranquillamente. Non esistono le norme della Regione Sardegna. A Bologna lo fanno tranquillamente, mentre a domo, una maestra, te poți spipiu sa domu sua, a mamma, ci vuole l'altro spipiu sa domu. E cassa di spipiu esatto, è pagata da questa comunità. E non so per questa burocrazia regionale stupida non ci riesce a fare questa cosa. E sto pinichendo a mamma, facendo in modo che a mamma non possa traballare. O chi su babbo non può traballare, può su piazza asilo. Ma quando mai un giovane parla di noi una cosa di oggi? Punti, cose semplici, sì. Chi se mancata? Se penso che mancata, punti, sa medicina, i specialisti accanto. Questa prima ci votava come ambulatorio che funzionava. E poi non ci più, anzi, noi siamo fortunati che abbiamo un medico di base, il medico condotto, a trabile manco i denti. Abbiamo una guardia medica che lavora da singhiozzo, cioè, non posso andare, non ci ricordo senza guardia medica che hanno. Sono accanto a Oristani, questa isole serrao. E che hanno Oristani, hanno un po' vestirino di Romovaito. E il trasporto puro, per muovi vecchio, non stai tu pulma de 50 posti, quando sei d'uso, stai tu pulmine piccolo cosa chiamata. Tu sei se ben sei identificata, non stai a te a ci fugliare questo pubblico di anci, se fugliando di nai. Su Benidorm è sempre benvenio, è sempre speranza, è sempre una luce che arriva, posso che vedi, e poi schiappare da volo. Questi i giovani sono testi, i schinacci toi, antesi sono ricco di grassi, questo non c'è più gente, quindi chi parla del ricco. A su manco de 10 anni a oggi, ha solo a diconnoto su sbuidamento, una veridura comune a metà vitasa de savatti de intro de Sardegna. I domus sbuidasa e i bias mutas avunti un segnali claro che i giovani su meganta desindandai, eppure, accanto a questa realtà, esiste di una volontà di tosturruda di avarrai. S'amministrazioni comunali, in pari ai cittadini, manda da innanti i progetti su chi ollinti poderai sabida via e attrattiva. Sosteni disattività di dessa messarizia, a valora des produzioni di sul logo, dona d'attenzione a su biologico e a sa bandita che anda da indirettura de chi ne produsiti a chi ne consumata. Attività di sivitticasa, chi produsinti a leguminisi, chi traballanta is prodotti su dessa terra e donanta servizi su de importo umano post economia dessa comunità. Po a solo sa battaglia contro su sbuidamento non esti scetti un progetto amministrativo, esti un ammosto dessa comunità, su sciopero vittiamo de greghi vinzas a una bidigedda, pozza da seguire a esisti, produsi e contai su benitori cosa sua. In su goru de sa Marmidda, in su centro-sud de sa Sardegna, nasce di Siddi, una bidigedda agraria de plus pago de 600 abitanti, adasiada in tre seddas postas a trigu, olia, binciasa e mendula. I pies strintasa si contanta de uno passato sartaresu, domus in laderi con sagotti e grandi pottallisi che allogano a memoria e identitadi. A s'entrata de sa bidda si indistrantajanta sa gresia romanica de Santu Miali al Cangiulu, con nota può essi intra il santuario su de su Mesuevo prusu pitticco su de s'isula. Pago è largo, supranu, saggiara de Siddi, domina da su paesaggio con i bastioni de basartu e un patrimonio archeologico ispantoso. Nuragisi, bittasa ed essa domme sorcu, una grande tomba de giganti. In su centro storico, domus teri, accolli di su museo de tradizioni agroalimentari, a testimonia de una civiltà diffondata in pizzo su de su trigu d'ostau e de su traballo familiari. Siddi, che esti stetti a sa capitale sarda dessa vasta, intriccia da preistoria e natura, cultura e paesaggio, aguantendi un patrimonio che si chiede a questionare con su presenti. La vita dei Siddi fai di pago bruso di 500 abitanti, sì. Neo Pedro Meras, purtroppo, negli ultimi 20-25 anni, abbiamo su bruso di 800, già 900. E succede che Siddi sta da me da beve, che viene da su pastificio Vudu. Sa pasta Vudu deu su connotto, insomma, che hanno più picciochetto, su rotto, e fu di una grande industria che ci traballanta tra questo che traballanta direttamente in fabbrica e tutto questo che traballanta a fianco, pianteggiai
80 dipendenti tra maschi e femmine, dopo noi pure una cosa che noi abbiamo da parlare, le prime femmine, proprio come operaia, questa cosa che mi hanno in su 60, 65, ancora non ci fu in nessun luogo questa cosa. E quindi donata una su occasione di portare in avanti questa famiglia, più di 80, sia così, ma di vita di accanto pure, insomma. All'inizio del 84 e poi all'inizio del 90, che hanno serrato definitivamente, si dice Deppia, insomma, è stato un gruppo, troppo umano, possa ir da gusto. E quindi se Deppia in qualche maniera riconvertì, si fa di questa ida. E quindi già incarerai su 2000 e ho fatto in modo di portare in avanti un progetto che avessi ancorato ovviamente a questa cosa che dei di Sidi e i tadei di Sidi. Ma Sidi è famosa per su bravo poi è questa cosa più importante per Dogna Sidesu. E in su bravo che era bello dal punto di vista naturalistico, è un patrimonio archeologico meraviglioso, basta da pensare a Savogaia, questo nuraghi al corridoio, un antis-archeologo, oppure su nuraghi Conquesta Grecia, poi due loro, sa Conquesta Grecia. Ma mera è importante con sa Dome Sorco. Sa Dome Sorco, che poi è inserita davanti sul Ministero della Cultura, in questa tentative list, in questo percorso insomma, che viene di fatto, speravo può essere riconosciuta insomma, patrimonio dell'umanità. E già di anno, proprio per questa cosa, io ho ricevuto il suo primo finanziamento per migliorare i dotti di accesso, per migliorare la fruizione e poi fare pure qualcosa a fianco di questo monumento da valorizzare e da promuovere ancora di più. E già del primo di maggio del San Passato, in assoluto, perché mai c'è stato questo servizio di accompagnamento a Sadoma, insomma, a Sadoma e Sorco. Teniamo sul Museo Ornitologico della Sardegna, che è l'unico che c'è in tutta la Sardegna, e punti rappresentati, si può dire, buona parte dell'otto gusto che punti esemplari dei spilloni della Sardegna, punti certo sono punti veramente meravigliosi, insomma. E a fianco del gusto c'è poi su parco archeologico naturalistico del Savogaia, questo proto-nuraghe o nuraghe a corridoio, nuraghe arcaico, insomma, come chiamati gli studiosi. In plus, da lontano si fa su questa Summer School tramite la dottoressa Emily Holt, che seleziona ogni anno una ventina di studenti e studentesse che vengono da ogni parte del mondo, dall'Australia al Canada, da sempre sul Giappone, vengono in noi, poi vai ricerca e poi vai scavo sull'uragine con questa iglesia. E a barra stavo un mese. E in questo mese, depionai in due situazioni, tutto saida, molto contento, insomma, perché anima da voglio saida, e che venti questi studenti si punti integrati completamente, lo si ho visto su Bardente, poi festa, la notte sa gloriosa, come te che è saida pure, lo accogli di me da bene, perché la saida è saida di sito, insomma, è una vita mera ospitale e mera collaborativa, prodotto iniziativa che vadeuso. E quindi questa cosa si va a piacere, tant'è che a Emily 2 anni fa io sono donato la cittadinanza onoraria a partecipare a buona parte di Saida. Dopo noi pure c'è altre iniziative, pure private, per esempio l'associazione di Anna Maria Steri ha realizzato in su 2000 questo bellissimo museo che si chiama da Museo delle Tradizioni Agroalimentari della Sardegna, che appunto è tra i più belli che ci punti in Sardegna. E poi teniamo altre iniziative che valorizzano appunto Saida. E in modo particolare ho fatto poi sul 2006 ci siamo inventato sul festival appetitosamente, il Festival regionale del buon cibo, dopo
proprio partendo da questa conoscenza che teneva su Messaida de Savasta, e su posto, insomma, tutto questo che è competenza e conoscenza di Saida, di su posto dentro di questo festival culturali, e Saida è connota pure per questo festival che faceva ogni anno tra luglio e agosto. Certo, sono passati fatto a settembre, è stata una delle edizioni più belle che io ho mai fatto. E proprio per valorizzare questo patrimonio archeologico, in Sadome Sorco facevo ogni anno due concerti. Uno che è proprio per Scurigai e l'altro a Meggianello, a Chizzi, ai Sesi di Amengiao. E è un spettacolo meraviglioso, da tornare a verità, a parte proprio mera contento. Questo è il donandi, noi siamo tracciato una linea, insomma, per cercare di poter impegnare questa ida. Vedete che a ricordo che questa ida è a 60 km del castello, ma in termini di tempo ci voleva 35 minuti dall'aeroporto e 40 minuti del supporto del castello, che appunto sono le cose principali che si interessano. E sarà ecco, in saida si vive di me da bene, sia per la qualità della vita e sia per le relazioni, perché appunto le cose più importanti sono il rapporto, insomma, tra di noi. E come ti può rendere, saida è una ida mera ospitale, mera accogliente, quindi si acciappa bene. E tenevo proprio già di San Vassao, io sono carrerato una inversione di tendenza, nel senso che incominciando siti a ospitare gente o che hanno dentro parentesi, in noi, in nonno, su zio, e quindi siti che tu la conoscenza, o altrimenti c'è gente che ha conosciuto siti in base a tutte queste iniziative che facevo e hanno trasferito questa residenza in noi. E mi piace da ricordare una cosa mera importante, perché 2 anni fa, due spicciocchi che hanno vivuto 15 anni a Londra, hanno comprato Saddam, che fu di questo del ricco di Saida, che affondava appunto su pastificio food, e andiamo appunto una residenza conoscete B&B, ma con laboratori, si porta questa esperienza, portare in avanti queste cose appunto che appartengono alla comunità di Cosa Nostra. Tra 20 anni penso che andrà in avanti questo progetto che si può andare in avanti, io sono titolato pure di Borgo Laboratorio, da bio, intanto che si prima da questa emorragia della popolazione e torna di pure arrivare un pochino di gente, perché i giovani pure hanno reso dopo tutto questo andare che si è 850 andati, invece mi va da piacere, da appunto tornando insomma a pensare di tornare a essere da Cosa Soro e a si stabilire per fare pure anche attività di servizio a tutto il Saida. Oindì, Siddi, commenti meta zona de savatti da intro de sa Sardigna, affronta da un disafio difficile, su sbuidamento. In numero su contanta una smengua lenta dei abitanti, ma sa comunità ha rispondito con decisioni. S'avvaloramento urbano dei primus anni del Sud 2000 ha ridorrato dignità e bellezza a suo centro storico, donando bagas annoasa de sa posentai ai lobas giovanas e ai turistas. S'economia avarrada accappiata de maniera funguta a sa terra, produzioni dell'ori, ollu, biu, mendula, attività di artesanau e de commercio, mancai viticcas che donano valori a sul luogo. A contesti su commenti de appetitosamente affestano sa tradizioni de sa cosa de papai e fa arrivare genti de tutto s'isola. In su goru de sa bidda, su Museo Ornitologico de sa Sardigna esti una prenda de grandi valori scientifici e culturali. Sa vesta de su patrono e iniziativas de is associu affottiant a sa comunidadi. Aguantai possidi, olinai allogai sa reginisi e finza sa annoai con coraggio, un equilibrio delicato ma finza sa vitali, in cui memoria, traballo e paesaggio diventano inasa per fabbricare su benidori. Siris est una bidigedda de sa Marmidda, incasciata intra i seddas che gastiant affacci a su Monti Arci.
In noi vivinti pruso a manco 200 personas, una comunità di unia che ha di scioperau di aparrai, de attendi sul logu e de pensai a su benitori genza desindiscaresci dei sarreginisi. Ma anche sa messarizia e sa pastoria si canta trassai sul ritmo dei stagionisi, Siris no esti o abita prima in su tempusu. In is ultimus annus, fendi a s'imbresi des atras realidadisi, sa popolazione no esti smenguada, calincuno este arribau e atrus antiscioperau de torrai. S'amministrazione comunali, giovuna e beni prantata in su territorio, ha discioperau de frincai in is cosas abrusu de importu po sa comunidadi, i domus, i servizi primarius, una qualità de vita fatta de trattamento, silenzio e paesaggio. Siris est una bidda chi prova da amparai is abitanti di cosa sua, prus che tutto is plus giovunus, donendidisi logus, opportunidadisi e sa possibilità concreta de pensai a una vita digna, senza desindi de piandai a marolla. Sirisi è una bidicella da 228 abitanti, pitticardella, è vero, è pitticardella, però meta bellicella, meta colorata. Sta cattata su territorio del Parte Montis, è spesi su Monte Arci, ha tenuto su un nuraghe Inus. E ti posso dire da Sirisi. Sirisi è veramente bella, bellicella, curata, colorata. Organizzato ogni anno su festival, su Bida Festival, una rassegna di artisti internazionali, dura da una gita, c'è movimento praticamente per tutta la gita, una festa con tutta la gente, i anziani, i spicciocchetti, i spippielli, si divertivano, ballavano, cantavano e facevano una bella festa. Il patrono nostro è Santo Sebastiano, ma questa festa comunque principale è Santo Vicente, da festeggiare a settembre, in questa piazza dedicata proprio a Santo Vicente Martiri. Sul spopolamento in Sirisi non è centrato a Cimeda. Grazie all'amministrazione comunale che ha attuato progetti può fare arrivare gente sia da fuori che fai parlare i sirichesi. Funti nasce in questo 10 anni su 20 pipiedi che poi dice come sta nostra funti numero su meta ma meta importanti. A Sirisi ci sono poche attività, ma bellicelle, due su bar, ha prodotto gli anziani, su spicciocchetti, su questa gente comunque si incontra, scambia due fuochi, si legge sui giornali, si buffa sta birretta e poi su market da birra ha prodotto andato a piccare su wine, sul latte, comunque fare questa spesicella che sarebbe quotidianamente a sua famiglia. Poi tem altri servizi che si sposta in altre birre, non è atteso, teniamo una misura a 800 metri, mogolo o manco un chilometro e mezzo. Per fortuna si canta 631, l'arteria principale della Sardegna, quindi se difficoltà di spostare o a Castello o a Oristanesi non è meta. Castello dista da 45 minuti, su Oristanesi 25, su Mari e accanto. Come ho prima, tenevo su Monti Inus, quindi per fortuna tutti i servizi essenziali comunque sono agattati a una distanza meda limitata. Come attività meda importanti, si teneva su una comunità terapeutica, ospita attualmente 16 picciocchetti. È una fortuna per dare lavoro a tante famiglie, sia da Sirisi che da questo territorio. Sia a livello sociale che a livello economico è una realtà importante. Sono contento che da 15 anni sono su questo progetto in atto, sempre in collaborazione con il suo comune, ma dopo donare merito a questa struttura per questo grande progetto. Sul futuro da Sirisi mi auguro che sia a crescere come questo anno su passato. Per fortuna non stiamo perdendo abitanti, anzi qualcuno è venendo a vivere a Sirisi.
c'è una tranquillità, c'è una pace, e quindi Sirisi, su augurio mio è che Sirisi possa a su manca parlare come te in mondo. In gli ultimi anni, Siris ha scioperato di si contare vinzas a 3 sussatti. E stia icci che ogni anno i vias de sa bidda mudanta e grazie a su Bidda Festival diventano un laboratorio a cielo petto. I murus de sa bidda vunti diventano pagine per scrivere storie, identità, visioni. I spintori de murales arrivano dai continenti puru e sa comunità partecipa e si conosce in is'operas, intendendo sa cosa sua. Su Bidda Festival non è scetti un contessio, ma un esempio di gumenti vinzas a una biddigedda pozza da diventare un luogo in cui s'agattai, sperimentai e fabbricai su benidori. In tra i seddas de sa marmidda, Siris sighidi a ciccai un equilibrio, intra tradizione e cambiamento, mudesa e voci inoasa. Una bidda che non si arrendi a su sbuidamento, ma rispondi con s'attendimento del suo luogo, su trattamento e su coraggio de bessiri dei propri allaccanasa, che senza de perdi sa proprio anima. Poi questo più puro e usa cabao. Grazie a come sempre posa i sighi, si torrà a sapere sa cittadini di con un atto più nudo e poca voce. Che in sunteri si lesi in all'ai evento su fatto, su accontesio, su digno, su de interessu, dove si fai scrivendosi una lettera a bogavoci.tv con gmail.com. Poi tasio su noi, plus che tutto, poi intendi sa voce, da vosatrus.